Baccalà, asparagi e trota del Brenta, per non parlare di tutto il resto. Le eccellenze gastronomiche bassanesi e vicentine sbarcano a Marghera per portare all'attenzione del Veneto, a margine della quotidiana conferenza stampa di Luca Zaia, il loro scrigno di bontà. Abbiamo portato i piatti principe della stagione, quindi gli asparagi di Bassano, abbiamo portato la trota del Brenta, abbiamo portato anche il baccalà alla vicentina, che insomma è il piatto per eccellenza d'eco della provincia, e tante altre cose in degustazione. Perché oggi? Perché è finita la stagione degli asparagi ed era un riferimento importante per l'economia enogastronomica bassanese. Quest'anno purtroppo è stata una stagione molto negativa. Quel che manca dal punto di vista dei ristoratori vicentini e bassanesi è la convivialità, il gusto dello stare assieme che contraddistingue da sempre la tradizione culinaria veneta. Oggi purtroppo manca la convivialità, che è l'elemento per cui la gente va fuori a mangiare. Ci sono ancora troppe insicurezze, troppi divieti e quindi quando viene meno la convivialità viene meno anche il fabbisogno di andare fuori a mangiare. Oltre alla convivialità mancano, con un'importante ricaduta sui conti dei ristoratori, interi capitoli del bilancio del settore. E quello che manca oggi è proprio la banchettistica, no? Quindi gli eventi, gli avvenimenti, perché? Perché ancora sono proibiti gli assembramenti. Quindi anche questo è un fattore importante. E manca anche tutta la parte turistica, che anche questo era rilevante nel nostro settore. Quindi, ripeto, una ripresa c'è, ma molto molto lenta. Oggi possiamo quantificare le presenze in circa un 30% rispetto a prima.